Paolo, questa sera per regalare un sogno ai bambini che tanti sogni dopo il Covid li hanno visti bruciati. Sì, siamo qui come ogni anno con iniziative diverse, quest'anno è toccato a un'area a cui soprattutto la famiglia Cannavaro, oltre che la famiglia Ferrara, ci teniamo in particolar modo perché è un'area che comunque ci ha visto protagonisti da bambini e da ragazzini. E il desiderio è quello di poter regalare comunque, al di là dell'area in sé per sé, un luogo dove non c'è bisogno di dover pagare per divertirsi o per socializzare, luogo che ha visto comunque nel sottoscritto sogni fortunatamente raggiunti e io credo sia giusto che anche i ragazzi oggi debbano sognare come abbiamo fatto noi da bambini in una struttura adeguata. Parla di sogni e chiaramente i sogni dei bambini sono anche quelli lì legati al Napoli, a quello che è stato il tuo Napoli e a quel sogno che chiaramente ha un nome ben preciso, ovvero lo scudetto. Assolutamente sì, ripeto, come sognavo io da bambino, il boato del San Paolo ci interrompeva le nostre partite mitiche e noi capivamo che da lì c'era un gol del Napoli che portava a qualcosa di importante, che questo possa essere l'augurio, che un domani a struttura finita anche i ragazzi che affronteranno le partite tra di loro possano gioire per i gol del San Paolo con poi l'obiettivo finale ben preciso. Oggi di napoletani in squadra non ce ne sono tantissimi, ce n'è uno ma in scadenza. Cosa diresti a Lorenzo Insigne e cosa diresti al Napoli soprattutto? Io l'ho detto già un po' di tempo fa, non è che uno vuole scappare dalla domanda, ma io penso che per il bene del Napoli, per il bene di Lorenzo e per il bene dei tifosi, meno se ne parla e meglio è, perché può sembrare dopo che è un'arma da tirare fuori in maniera negativa quando le cose non vanno bene. Lorenzo, chi lo conosce, sa che darà tutto qualora dovesse essere la sua scelta nel bene e nel male fino all'ultimo giorno. È normale che il desiderio di tutti è vederlo con la maglia del Napoli, però sappiamo anche che il calcio è fatto di tanti fattori, noi da fuori possiamo solo aspettarlo. Paolo, a questo punto io però passo anche al sogno dell'Europa League, perché se non sbaglio tu eri in campo contro il Barcellona al Gamper e sì. il sorteggio non è stato, come dire, dei più semplici, ma per il Napoli non è una sorpresa negli ultimi anni. Diciamo che il Napoli con i sorteggi non è che se la passa proprio bene, però poi dall'altro lato comunque tira fuori sempre storie belle, interessanti, a volte anche soddisfazioni. Per assurdo nell'ultima semifinale abbiamo perso contro la squadra meno blasonata di tutti, quindi chi ha fatto l'Europa come il sottoscritto per tantissimi anni sa che è peggio affrontare squadre meno blasonate. In questo momento sicuramente il nome fa, non dico paura perché non bisogna mai avere paura di nessuno, però un certo effetto te lo fa. È la classica squadra che speri di affrontare in un'eventuale finale, non in questo momento. Però non è neanche tanto facile giocare contro il Napoli quando sta al completo e quando sta bene. Da difensore a difensore, qualcosa su Koulibaly, che giocatore è per te? Un lusso averlo assolutamente con la maglia del Napoli, è un privilegio perché difensori così forti oggi ce ne sono veramente pochi. Si va sempre alla ricerca di difensori forti e forse si esaltano anche difensori normali e li fanno passare per fenomeni. Il vero fenomeno è assolutamente lui insieme a altri 3 o 4 in questo momento in Europa. Paolo, tu sei passato dal campo alla panchina, ma da uno come Spalletti, cosa un neofita, tra virgolette, come te della panchina, può carpire? Quale cosa ti intriga di più dello Spalletti allenatore che tanto sta facendo bene? Ma io ammiro molto il modo in cui si è inserito subito in una rosa, in una città che comunque l'anno scorso ha avuto una delusione forte. E lui è riuscito subito a rimettere in moto una macchina, a volte sai si richiede sempre un po' di tempo per dimenticare, non chiamiamoli fallimenti perché poi è stata una partita forse fallimentare ma non la stagione. È stato bravo a mettersi subito in moto e la cosa che mi piace è che ha capito che quando c'è una miccia che si sta per accendere è subito chiaro, pratico a spegnere per lasciare la squadra serena nel modo che possa lavorare nel modo più sereno possibile con un allenatore molto preparato. Grazie. Paolo, io continuo a questo punto. Ti chiedo, Antonio mi ha fatto passare di mente la domanda, no, però ti chiedo ovviamente del momento attuale del Napoli, perché comunque sì, diciamo il segno scudetto, però nel campionato ci sono soltanto 4 squadre che possono puntare al titolo, oppure la Juventus non la possiamo tenere fuori? Ma non mi piace mai dire l'avevo detto, ma io inizio anno avevo previsto, secondo quello che vedevo, che una squadra a mazzo campionato quest'anno non esiste. Ho sempre detto che può essere l'anno di tutti. Il Napoli è partito veramente forte,
e non saranno certo 2 o 3 partite a mettere in discussione la qualità del Napoli. Poi non è un alibi, anche se nel calcio se ne trovano tanti. Se a qualsiasi squadra togli 5-6 titolari non è mai la stessa musica, e questo il Napoli oggi lo sta pagando un po'. Che tipo di squadra vi piacerebbe allenare? In questo momento Difficile. apriamo gli orizzonti, è una domanda difficile, è molto difficile, perché poi soprattutto da allenatore difficilmente realizzi il sogno di allenare un qualcosa a cui veramente ci tieni tanto, perché da giocatore può sembrare assurdo ma è molto più facile. Da allenatore ci sono delle strade da percorrere, gavette da fare più di quando sei un giocatore. E noi siamo qui, siamo allenatori giovani che abbiamo voglia di migliorarsi e di capire anche quando è il momento giusto per fare qualcosa di importante. Noi ci speriamo, tanto lo sapete di cosa parlo. Magari puoi chiamare Gianluca Grava. Un posticino. Gianluca mi accoglierebbe a braccia aperte. Grazie. Grazie. Rob.